Danneggiata la scorsa notte la sede del Circolo del Partito Democratico di Portogruaro intitolato ad Aldo Camponogara. È stata asportata una vetrofania apposta in occasione dell'intitolazione della sede al politico e poco distante trovato anche un volantino anonimo con ingiurie. Il fatto è molto grave, ha scritto il PD di Portogruaro in una nota, anche perché non è la prima volta che il circolo denuncia alle autorità competenti e al sindaco l'affissione di manifesti fascisti e abusivi in città. Solidarietà dai consiglieri regionali del partito, dai parlamentari veneziani Andrea Ferrazzi e Nicola Pellicani e dalla CGIL, vittima a sua volta di un attacco durante la manifestazione No Green Pass a Roma. C'è un clima molto molto preoccupante. Le istituzioni, almeno dal 9 di ottobre, dopo quello che è successo a Roma, devono alzare la guardia al massimo per tutelare il sindacato, la politica, i partiti, i luoghi più sensibili in questo momento. Ma soprattutto, ripeto, la politica tutta deve dare dei segnali di distensione rispetto ad una polarizzazione che non fa bene a nessuno. Ecco perché, pur ribadendo l'appello ad andarsi a vaccinare, Ferrari lancia un messaggio al governo, in particolare sulla questione Green Pass nei luoghi di lavoro. Noi eravamo addirittura per l'obbligo vaccinale. Ovviamente è da gestire in maniera graduale, con un tempo definito per accompagnare le persone, spiegare, informare. Il governo ha deciso da solo, senza ascoltarci, un'altra soluzione che ha scaricato sulle imprese e sul lavoro tutte le contraddizioni che la politica non è stata in grado di risolvere a livello di equilibri di governo, perché questa è la realtà, che non vanno divise le persone e soprattutto per evitare che entri all'interno dei posti di lavoro quella grandissima tensione che si sta registrando nel paese, nelle piazze. Al governo diciamo, insomma, ad oggi non mi pare che l'effetto di spinta alla vaccinazione sia stato particolarmente straordinario, sono ancora tantissimi questi lavoratori, bisogna certo convincerli e accompagnarli, nel frattempo però bisogna anche svelenire questo clima, allentare questa tensione e ripeto, una scelta, un segnale anche simbolico sul piano del costo dei tamponi, ad esempio, sarebbe un segnale positivo anche da questo punto di vista.